Un tema importante legato al cibo è la sua distribuzione sulla terra. Nel mondo c'è chi ha più cibo che appetito e chi ha più appetito che cibo. È incredibile che esistano uomini obesi per eccesso di cibo e altrettanti milioni di uomini affamati. È importante mangiare quello che basta e quindi a seconda dell'età e del tipo di attività fisica e lavorativa che uno svolge è importante sapere qual è il fabbisogno energetico in termini di calorie necessario per ogni persona. Molti degli scontri e delle guerre che ci sono tra le popolazioni sono legati proprio alla carenza d'acqua e alle risorse alimentari. Molte delle migrazioni sono legate proprio alla carenza di cibo, alle risorse alimentari, all'inquinamento ambientale. E quindi dobbiamo cercare di fare qualcosa per evitare che questo accada, che le persone siano costrette ad abbandonare i luoghi che le hanno visti nascere, i luoghi che amano, per cercare da qualche altra parte le risorse che stiamo perdendo. Già sapere di quanta acqua ha bisogno un cibo per arrivare sulla tua tavola può dare un'indicazione di quelle che sono le risorse necessarie per produrre il cibo di cui hai bisogno e quindi puoi fare delle scelte più mirate e attente. Per la coltivazione degli ingredienti vegetali abbiamo necessità di utilizzare dai 500 ai 2000 litri per un chilogrammo di prodotto. Per quanto riguarda la carne, i latticini, le uova, andiamo a consumare una quantità d'acqua circa 10 volte superiore e anche la quantità di energia di cui abbiamo bisogno è 10 volte superiore. Ciò non significa necessariamente che uno debba essere vegano o vegetariano, però nelle nostre scelte alimentari dobbiamo tener conto anche di questo se abbiamo a cuore la salute del pianeta, il problema dell'inquinamento e il cambiamento climatico.